Luce sul lavoro nella Marca. Colle Umberto, un 56enne operaio, muore schiacciato dal macchinario di un mobilificio. Nulla da fare per l'uomo, indaga lo Spisa. Un altro mobilificio, stavolta a Porto Buffolè, tragedia sfiorata stamane, prima un'esplosione, poi il rogo in un impianto di filtraggio della Friuli Intagli. La prontezza del personale ha evitato che accadesse il peggio. Evasione dell'imposta sui passeggeri degli aerotaxi al Canova di Treviso. I vettori dei voli a noleggio, per lo più stranieri, hanno omesso di versare all'erario oltre 133.000 euro. La tragedia di Davide Rebellin la settimana prossima ai funerali a Lonigo, mentre continua la caccia al tir che lo ha investito. Il ricordo commosso dell'altro campione, Alessandro Ballan. Grazie a lui ho vinto il mondiale. La drenazione a Fara di Soligo, nel mirino l'abitazione del sindaco Mattia Perencini. Malviventi rompono una finestra ma vengono messi in fuga dall'antifurto. La politica e le elezioni 2023 a Treviso. Il terzo polo conferma, noi da soli al voto. Lancia un'assemblea per il 17 dicembre con le ex ministre Carfagna e Bonetti. Oggi è la giornata mondiale contro l'AIDS, un virus dimenticato. La denuncia dell'associazione La Tenda di Treviso, che da casa alloggio sta diventando sempre più un mini ospedale con spese ormai insostenibili. A Palazzo Bombena a Treviso una mostra dedicata alla civiltà contadina che ha coltivato le colline, oggi patrimonio dell'UNESCO. TG Treviso, buonasera e ben ritrovati. Siamo a Colle Umberto con la notizia di apertura dei nostri notiziari. C'è stato un incidente sul lavoro, è morto un operaio, una 56enne, è rimasto schiacciato da un macchinario. I dettagli nel nostro servizio di apertura. Schiacciato da un macchinario industriale, l'operaio Marco Pessotto, residente a Sacile ma originario di Pordenone di 56 anni, è stato prima soccorso dai colleghi e poi dai sanitari giunti sul posto. Troppo gravi le ferite riportate. Il lavoratore è morto poco dopo l'arrivo in ospedale a Treviso a causa del grave shock emorragico. L'infortunio è avvenuto intorno alle 10:20 in via De Gasperi presso l'azienda Furlan Mobili. Tutto è avvenuto in un attimo. Il 56enne stava lavorando vicino ad un pesante macchinario quando, per causa ancora da accertare, è rimasto schiacciato alle gambe e al bacino tra i meccanismi dell'impianto. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza e l'elicottero di Treviso. Viste le condizioni gravissime dell'operaio, prima è stato intubato sul posto e una volta stabilizzato è stato trasportato al Cafoncello. Le speranze di strapparlo alla morte sono però terminate quasi subito. Il cuore dell'uomo ha smesso di battere intorno alle 13. Il trauma ha causato una grave emorragia che è risultata fatale. I titolari dell'azienda ed i colleghi questa mattina non hanno voluto dire nulla. Sotto shock per quanto accaduto si sono chiusi nel silenzio. Nell'azienda dove vengono realizzati i mobili, a testimoniare la tragedia la macchina degli uomini dello Spisar dell'ULS 2 che stanno cercando di ricostruire il grave infortunio. Un lavoratore esperto che sapeva quello che faceva e da diverso tempo alle dipendenze della ditta Furlan. Ancora un mobilificio, siamo a Porto Buffolè. Questa volta è una tragedia sfiorata ma è andata bene grazie alla prontezza e alla preparazione degli operai. Alle 13 in via Bastie di Porto Buffolè, all'unità 5 della Friuli Intagli, torna la calma. Gli operai vanno a mangiare, gli ultimi mezzi dei vigili del fuoco rientrano al comando. Alle 7:30 di questa mattina uno scoppio ha interrotto il lavoro del primo turno che attacca alle 6. Viene da fuori e la sottostazione di filtraggio dell'impianto di aspirazione delle polveri a prendere fuoco. Il boato è udito in tutto il reparto. I dipendenti prendono gli idranti e li azionano. Immediatamente arrivano altri colleghi. Tutti hanno fatto il corso antincendio in poco tempo. Con un lavoro di squadra d'eccezione evitano che le fiamme si propaghino anche al mobilificio. La linea 5 si occupa di levigatura. Qui la Friuli Intagli produce il tamburato per grossi marchi come Ikea. I corsi di formazione, come si dice, servono. Per fortuna non è successo niente di grave, è solo una sottostazione che ha avuto un problema e i dipendenti sono stati bravi e hanno spento subito. Difatti quando sono arrivati i vigili del fuoco era già tutto il problema era già risolto. Il sindaco Andrea Sebastiano Susana potrebbe essere presente proprio alla Fruintagli lunedì. La stessa azienda infatti lo aveva invitato alla prova antincendio già calendarizzata per il 5 dicembre. Soddisfazione per la preparazione e la prontezza dei lavoratori da parte della direzione aziendale. L'intervento dei pompieri arrivati con 2 squadre si è reso necessario per le operazioni di bonifica del sito, ma al loro arrivo le fiamme erano già state spente e tutti i protocolli attivati. La linea 5 è stata ferma per alcune ore
ore. La sottostazione è andata completamente distrutta, ma già poche ore dopo l'allarme alla Fruintagli era rientrato e la situazione tornata alla normalità. Noi abbiamo delle aziende che sono veramente un fiore all'occhiello, sono tenute molto bene e oltre che essere tenute bene all'interno sono tenute bene anche all'esterno. Il nord-est è veloce, ci rimbocchiamo subito le maniche e mettiamo a posto il giorno dopo. Io sicuramente oggi pomeriggio la sottostazione anche di questa azienda sarà già cambiata e sarà già in funzione domani mattina alle 8. Evasione dell'imposta sui passeggeri degli aerotaxi del Canova di Treviso. I vettori dei voli a noleggio, per lo più stranieri, hanno omesso di versare all'erario, pensate, oltre 133.000 euro. 1244 passeggeri fantasma sui voli privati a noleggio transitati tra il 2017 e il 2021 all'aeroporto Canova di Treviso. La Guardia di Finanza ha eseguito per la prima volta allo scalo di San Giuseppe un controllo sull'imposta erariale introdotta dal governo Monti, secondo cui i vettori che si occupano di noleggio voli sono tenuti a corrispondere per ogni passeggero 100 euro per le tratte inferiori ai 1500 km e 200 per le tratte più lunghe, scoprendo che era stato omesso complessivamente il versamento di oltre 133.000 euro. Abbiamo analizzato una platea complessiva di 109 vettori, 72 sono risultati non in regola, 4 vettori con sede nel territorio nazionale e 68 stranieri. Coinvolti i vettori con sede in 26 differenti stati esteri, dalla Lituania alla Tunisia fino agli Stati Uniti, con clienti legati al mondo del business e del turismo. Imprenditori e turisti che vogliono beneficiare di particolare comfort e tempi rapidi nel raggiungere altre località partendo da Treviso oppure arrivando nello scalo Antonio Canova. I 72 vettori non in regola, oltre a dover restituire i 133.000 euro, si vedranno addebitare anche sanzioni complessive per 40.000 euro, vale a dire il 30% delle somme evase. Il nostro intervento è stato finalizzato a tutelare gli operatori onesti che versano correttamente questa particolare imposta e indubbiamente abbiamo effettuato un recupero significativo nelle casse dello Stato che è a beneficio di tutti. Torniamo a Treviso. Portacalvi ha perso il controllo dell'auto, è andato a schiantarsi contro lo spartitraffico all'altezza appunto di Portacalvi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 6 e la guida una Volkswagen Golf, un 44enne era ubriaco. Sul posto i carabinieri, la polizia locale. L'uomo è risultato positivo all'alcol test. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida. Gravi i rallentamenti sul PUT fino a quando è stato rimosso il mezzo e pulita la strada. Con gli incidenti ora ci spostiamo ad Asolo, incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, siamo in via Carreggiate, un'auto guidata da una ragazza di 24 anni è uscita di strada cappottandosi sul prato. A bordo insieme all'autista c'erano anche le sorelline di 6 e 8 anni, tanta paura ma fortunatamente nessuno si è fatto male, tutte e tre le ragazze sono uscite illese dall'automobile. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Pieve del Grappa, la polizia locale di Fonte e i vigili del fuoco. E sono in corso le indagini all'indomani della tragedia per risalire al conducente del camion che ieri ha travolto e ucciso il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino. Al Setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. Il cerchio si stringe, pare, su una manciata di tir. E caccia al conducente del camion pirata che ieri ha investito e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin mentre si allenava in bicicletta lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. Al Setaccio le telecamere di sicurezza della zona, da quelle del parcheggio vicino al luogo dove si è consumata la tragedia a quelle dislocate vicino al casello dell'autostrada. E il cerchio si stringe attorno ad una manciata di auto articolati che in quella finestra oraria avrebbero attraversato il luogo dell'incidente. Intanto la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale. Oggi l'Unigo piange il suo campione, l'amministrazione proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Verosimilmente saranno la prossima settimana, molto probabilmente in Duomo, e stiamo lavorando insomma, a ricordare nel modo migliore il nostro concittadino che ha dato tanto per la nostra città.
Quando c'era il Giro d'Italia, Davide Rebellin, tu sei dell'Onigo perché Davide Rebellin era dell'Onigo e della Madonna di Leonigo. È stata un'emozione per noi vedere passare il Giro d'Italia per la nostra città e con Davide in sella alla sua bici. E sul fatto che ha scosso l'intero paese, il mondo sportivo, è intervenuto anche il ministro dello sport Andrea Bodi, sottolineando la necessità che chi toglie una vita debba sempre assumersi la propria responsabilità e a riflettere sui numeri impressionanti. 103 i ciclisti morti in strada nel nostro paese dall'inizio dell'anno. È il presidente del CONI Giovanni Malagò, stretto nel cordoglio ai familiari. A ricordare Rebellin è un altro grandissimo campione del ciclismo trevigiano, Alessandro Ballan, campione del mondo nel 2008, anche grazie, racconta lui, alla generosità di Davide. Io ho vinto e lui era il regista in corsa, e grazie a lui che siamo arrivati ad ottenere quella tattica di gara che mi ha permesso di vincere. Lui quel giorno a Varese nel 2008 chiuse al 4° posto, quindi era una persona che poteva ambire alla vittoria finale, però ha guardato il bene della nazionale e quindi ha favorito la mia fuga, ha favorito la mia vittoria. È un grazie commosso quello di Alessandro Ballan all'amico e compagno di pedalate che non c'è più, perché, ammette il campione del mondo 2008, è stato anche grazie allo spirito di squadra di Davide Rebellin se il ciclista di Castelfranco è entrato nella storia con il titolo iridato a Varese. Sono ore difficili per lo sport, per il ciclismo e per chi Rebellin lo ha conosciuto da vicino, compagno di allenamento anche in questi anni, ma soprattutto idolo di gioventù. E quando sono passato professionista, lui non era una persona che parlava molto, però cercavo di rubargli i segreti per diventare forte come lui. Un idolo che non faceva pesare la sua esperienza. Molto umile, nonostante i risultati ottenuti, sempre tranquilla. Io non ho un ricordo di Davide arrabbiato, agitato, aveva sempre la sua calma e soprattutto io mi ricordo la sua grande professionalità. Una tragedia che colpisce nel profondo e fa riflettere chi ogni giorno affronta le strade su 2 ruote. E il problema è che la gente è sempre più stressata. I ciclisti sono negli ultimi anni aumentati, questo grazie anche al Covid, e quindi molte volte la gente ha proprio il dente avvelenato contro di noi. Siamo la parte debole sulla strada, si è visto dalle immagini della bicicletta di Davide, e speriamo che a livello statale arrivi qualcosa in più, ecco. Ma il campionissimo Ballan vuole scacciare la tristezza, allora è meglio ricordare Davide nel suo momento più felice, quel magico 2004, quando inanellò in fila 3 gare storiche come Amstel, Frecciavallone e Liegi-Baston-Liegi. Il giovane Ballan, pur con una squadra diversa, era in quei giorni nello stesso hotel. La contentezza di vederlo rientrare la sera da ogni vittoria era veramente un qualcosa di particolare, eccezionale. La cronaca ancora, siamo a Farra di Soligo, i ladri in azione questa volta hanno preso di mira anche la casa del sindaco. Indicativamente verso le 5:30 l'allarme è scattato, noi siamo rientrati io e la mia compagna alle 6:10 e di fatto abbiamo trovato la sorpresa. Sono entrati dalla finestra del bagno sul retro dell'abitazione di Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo, i ladri che anche in questo ultimo periodo stanno razziando le abitazioni del trevigiano. Quella sul retro era l'unica finestra priva di allarme e una volta entrati, nel tentativo di creare un varco, hanno fatto scattare l'antifurto. È suonato l'allarme, poi anche il cane, il nostro Cocker, ha preso di fatto paura e ha anche lei abbaiato, perché è tutta ieri che è molto agitata e infatti anche molto diffidente, che di fatto non è mai stata molto diffidente, però insomma probabilmente anche lei ha fatto il suo, perché era quella che ieri sera poi quando ci ha visto, ci ha accolto, ci ha anche un po' portato sul luogo dell'effrazione. La fuga dopo aver aperto solamente il cassetto di una camera che si affaccia sul retro, ma niente bottino. Fortunatamente noi non teniamo preziosi, non teniamo soldi perché non c'era assolutamente nulla da rubare, però ovviamente il danno e la paura e la preoccupazione anche che ci ha lasciato, perché questa notte ovviamente abbiamo fatto davvero fatica a dormire. Il sindaco ha sporto denuncia ai carabinieri e si raccomanda con i propri cittadini di prestare particolare attenzione. Ho lanciato un appello ai miei cittadini di stare attenti, perché purtroppo all'imbrunire queste persone girano non solo nel nostro comune, ma ci sono furti insomma in tutta la zona, e di tenere gli scuri chiusi e di avere un occhio in più. Ecco, meglio una telefonata in più ai carabinieri di qualcosa che non funziona che trovarsi magari in situazioni spiacevoli come quella che è toccata a noi.
Furto nelle casette di Natale, siamo a Castelfranco, i carabinieri bloccano il ladro, un 18enne del posto che è stato denunciato per furto aggravato. Aveva preso di mira le casette di Natale nella centralissima piazza Giorgione a Castelfranco. La scorsa notte è entrato in azione, ben 6 le strutture forzate, ha rotto i lucchetti ed ha fatto irruzione. Un colpo messo a segno prima che le casette potessero fare il loro debutto. Bottino dunque magro per il ladro, che è riuscito a raccimolare solo 47 euro. Immediatamente è scattato l'allarme. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco, giunti sul posto, hanno individuato e controllato un 18enne del luogo. Il ragazzo, fermato per un controllo da parte dei militari, oltre al bottino è stato trovato in possesso anche di un martello frangivetro e di una chiave inglese che gli sono stati sequestrati. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario. Intanto continuano serrati i controlli da parte dei carabinieri per arginare il fenomeno dei furti, fenomeno che si sta intensificando in questo periodo dell'anno. Attraverso i social procacciava i clienti a 2 connazionali, li faceva prostituire in un appartamento di cui era l'affittuario. Questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, all'esito delle ricerche, hanno arrestato un 36enne cittadino romeno residente a Gagliarini in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene per i reati di istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione commessi in Romania tra il 2017 e il 2019. L'uomo è stato portato in carcere a Treviso ed è a disposizione della Corte d'Appello di Venezia, competente per le esecuzioni di mandati di arresto europeo. E siamo alla politica e con le elezioni del 2023 a Treviso il Terzo Polo conferma, correremo da soli e addirittura lancia un'assemblea per il 17 di dicembre. Non le dico il nome, ma che ci sono di candidati che stiamo contattando e dei quali abbiamo avuto anche una certa disponibilità, sì. Lo aveva detto per la prima volta Roberto Grigoletto nella nostra prima edizione domenica scorsa. Lo conferma oggi il coordinatore trevigiano di Italia Viva, Jacopo Lodde. In politica le cose cambiano in fretta, ma al momento il percorso del Terzo Polo verso le amministrative 2023 sembra in solitaria. Noi a Treviso andremo sicuramente con una nostra lista, andremo sicuramente con un nostro candidato. La mia idea, ma non credo che riuscirò a realizzarla, è che la lista sia una lista fatta da alcuni probi viri o comunque persone di esperienza che abbiano esperienze di mandati amministrativi, conoscano il dossier del comune e abbiano uno spirito critico costruttivo rispetto a quello che è stato fatto. Le altre cose in questo momento sono assolutamente da escludere. Un apparentamento con la Lega e Fratelli d'Italia non è assolutamente nelle nostre corde, non è assolutamente nel nostro DNA. Gli apprezzamenti a Mario Conte? Solo la certificazione di un dato di fatto e il messaggio per il futuro, pronti a un'opposizione pragmatica e senza pregiudizi, non come quella barricadera del centro-sinistra, motivo per il quale le porte sono chiuse anche al PD. Negli anni, di Renzi e di Manildo le cose andavano col vento in poppa, poi sono decisamente cambiate per una sorta di cortocircuito interno che è tipico poi della sinistra ed è tipico del PD. Ok, quella cosa là credo che sia assolutamente sterile. I tentennamenti rispetto a movimenti come il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, eccetera, non sono assolutamente nelle sensibilità di Renzi e di Calenda. Nel frattempo il Terzo Polo lancia un'assemblea per sabato 17 dicembre in città e questa volta arriveranno a Treviso le ex ministre Mara Carfagna ed Elena Bonetti. Noi dobbiamo prima di tutto fare un passaggio per far capire che ci siamo accorti che questo popolo c'è, dobbiamo dargli delle risposte. Abbiamo a Roma, come vi dicevo, poche persone, però molto preparate. Nella nuova manovra di governo si prevede che il POS potrà essere rifiutato dai negozianti fino ai 60 euro di spesa. Noi abbiamo cercato ovviamente nel Trevigiano di approfondire questo tema. La sospensione delle sanzioni per i pagamenti con il POS fino a 60 euro prevista dalla prima manovra del governo Meloni agita i cuori anche tra gli esercenti trevigiani, che rilanciano sui costi delle transazioni. Se da noi mettessero 0 transazioni fino a una certa cifra e anche il costo della macchinetta a tasso zero, non ci sarebbe nessun tipo di problema. Secondo me ci vorrebbe una rivoluzione sotto l'aspetto delle banche per i costi dei POS. Non è che non vogliamo il transato POS, perché ormai la tessera è in mano a tutti quanti. Il problema sono i costi di gestione dei transatti. Secondo me la gente deve poter scegliere se usare il contante o usare il bancomat.
Il bancomat può essere un'opzione per comodità per il cliente, ma non un obbligo per nessuna cifra. Poi è impensabile perché rifiutare, non è? Forse si potrebbe pensare che le banche riducessero poi i costi dell'operatività, ma per il resto non cambia nulla. Perché le spese di commissione le dobbiamo avere tutte noi e non anche chi usufruisce del bancomat? Ormai la gente si è molto abituata ad effettuare quasi tutti i pagamenti con la carta e si pensa che non sarà affatto facile tornare alle vecchie abitudini. Siccome la difficoltà di dire a un cliente no, non è facile, in questo caso secondo me potrebbe essere un'idea che entro i 60 euro obbligatoriamente lo fai solo a pagamento. Quando vai all'estero è sempre così, comunque anche la colazione o un semplice caffè lo paghi col posto, adesso non so se abbiano commissioni diverse eccetera, però insomma sta il buon senso anche del cliente e anche del gestore, ecco tutto qua secondo me. Andiamo in pubblicità, linea alla regia, ci vediamo tra poco. Eccoci, ben ritrovati, ripartiamo dalla giornata mondiale contro l'AIDS. La denuncia arriva dall'Associazione di Treviso, la tenda che racconta dopo il Covid l'AIDS è stata dimenticata, è diventato un virus dimenticato e così la sede dell'associazione è una sorta di mini ospedale, i costi non sono più sostenibili. Anche in Veneto e nella Marca le diagnosi di HIV sono in calo, anche se i quasi 3 anni di Covid hanno comportato un ritardo nelle diagnosi che ancora non è quantificabile. Nella giornata mondiale contro l'AIDS si riaccende un riflettore su quello che gli addetti ai lavori definiscono il virus dimenticato. Possiamo parlare di un virus dimenticato in questo ultimo periodo perché il trend di diminuzione delle diagnosi è legato al fatto che tutta l'attenzione si è spostata al coronavirus. All'Associazione La Tenda di Treviso, che da anni si occupa di persone sieropositive o malate di AIDS conclamato, c'è preoccupazione perché nonostante nel tempo le nuove cure abbiano portato ad enormi passi avanti per la vita dei pazienti, il ritardo nella diagnosi può portare a gravi conseguenze. Se una persona viene ben curata e trattata, seguita, ha la possibilità di condurre una vita pressoché normale. Certo è che il virus nel sangue rimane per tutta la vita. Non appena smettono le cure, problema che hanno i nostri pazienti che vengono dalla strada, il virus si fa padrone e la persona si ammala di tutte le patologie, ne ho viste passare di tutti i tipi. Una situazione, denuncia il presidente, che ha portato l'associazione La Tenda a trasformarsi e non è più in grado di sostenersi. Siamo nati come casa tenda per l'accoglienza dei bisognosi e malati del DS e ci siamo trovati a gestire un ospedale incredibilmente con le risorse però di un volontariato. Chiediamo aiuto a qualcuno, altrimenti dovevamo prendere dei grandi provvedimenti e mi dispiace essere ricordato come il presidente che ha accompagnato alla chiusura la famosa tenda che è un fiore all'occhiello della, sanità del Veneto. Andiamo a Mignagola, lutto a Carbonera per la morte del parroco Don Raffaele Coden, il cordoglio della sindaca per un parroco ricordato con grande affetto dall'intera comunità. Lunedì ci saranno i funerali. Si è spento ieri pomeriggio alla casa del clero Don Raffaele Coden, 52 anni, parroco di Mignagola di Carbonera. Da oltre un anno combatteva contro un tumore affrontato con la forza della fede. Signore, non capisco, ma mi fido di te, aveva scritto lo scorso agosto in un articolo pubblicato nel settimanale diocesano La vita del popolo, nel quale aveva raccontato l'incontro-scontro con la sofferenza e la malattia ed il sollievo della preghiera che anche nei momenti più difficili e dolorosi è diventata, scriveva Don Raffaele, compagna di strada come una cartina per chi cammina in montagna e mi aiutava e mi aiuta a ritrovare il sentiero che porta alla vita. Una riflessione profonda e toccante che Don Raffaele aveva voluto condividere con lettori e parrocchiani ed ora che è tornato al Signore è l'intera comunità a stringersi nel suo ricordo. Don Raffaele era davvero una bella persona, un parroco di cui ciascuno di noi porta nel cuore un ricordo per un sacramento che ha celebrato, per un momento di vicinanza alle nostre famiglie, nel positivo, insomma, e nei momenti anche di difficoltà, proprio per questa sua grande sensibilità. Un parroco che tutti ricordano per la grande solarità e vitalità che trasmetteva a tutti, in particolare ai ragazzi, con la parrocchia diventata il punto di aggregazione per tutta la comunità di Mignagola. L'ultimo saluto a Don Raffaele lunedì alle 14 in Duomo. Grande perdita, ecco, e ci mancherà davvero.
In centro ora Palazzo Bomben, una mostra dedicata alla civiltà contadina che ha coltivato le colline poi divenute patrimonio UNESCO. Domani alle 18 la presentazione del volume che raccoglie testi e fotografie. Quando siamo entrati in questa casa l'impressione era proprio quella di qualcuno che fosse andato via 60 anni fa, avesse chiuso la porta e basta, è tutto rimasto così da 60 anni adesso. Fino al 18 dicembre gli spazi Bomben di via Cornarotta a Treviso ospitano rive, piere, casere e il popolo delle colline, mostra a cura di Miro Graziottin con fotografie di Arcangelo Piai e Corrado Piccoli, realizzata in collaborazione con Fondazione Benetton e raccolta poi in un catalogo. È vecchio il pane sulla mia tavola, acido il vino forse già aceto, duro ormai il mio giaciglio di cartocci. E c'è polvere che fa tossire su per la scansia. Ci racconta un territorio di cui si parla moltissimo, però ce lo racconta con degli strumenti, con delle visioni, con un occhio, una sensibilità che sono abbastanza diversi da quelle che sono, chiamiamole così, le narrazioni dominanti. Abbiamo documentato col massimo rispetto possibile e anche con la massima curiosità possibile queste cose che di solito nessuno vede oppure le vede da lontano, insomma non si ferma ad osservare queste case che sono su tutte le colline che abbiamo qui tra Valdobbiadene, Farra e Combai. Un lavoro lungo 5 anni, realizzato nei mesi invernali, i paesaggi delle colline patrimonio dell'umanità, le stanze abitate e poi abbandonate da chi per secoli ha coltivato quelle rive, i volti di un popolo che nel raccontarsi ha acquisito consapevolezza. Non si comportano da eroi, cosa che viene spesso detta, viene considerata la viticoltura eroica, ma la considerano vita, la considerano ciò che è necessario per continuare a conservare la memoria, una tradizione che è stata quella dei genitori e dei nonni. Quindi non degli eroi ma dei custodi. Direi che forse è la parola più giusta, sì. Siamo alle notizie che arrivano da Belluno e provincia. Belluno avrà una via, una piazza, un luogo dedicato ad Emanuela Loi, morta nella strage di mafia di via D'Amelio, agente di polizia. La mozione è stata presentata da Fratelli d'Italia, l'opposizione ha lasciato l'aula. Che intitolare una via a Emanuela Loi va benissimo, non facciamo il richiamo a un episodio che non è avvenuto. Tutto qua. Bagarre in Consiglio Comunale fra maggioranza e opposizione. Ieri sera per oltre un'ora ha tenuto banco la mozione presentata da Fratelli d'Italia volta a impegnare sindaco e giunta a intitolare una via, una piazza o altro luogo pubblico a Emanuela Loi, l'agente di polizia che morì nella strage mafiosa di via D'Amelio. Tutto regolare nelle intenzioni, non nelle premesse. Emanuela Loi non è stata vittima della violenza di genere, il richiamo al 25 novembre, una forzatura contraddittoria per la minoranza che ha cercato inascoltata il dialogo con il gruppo del consigliere Farina. Inutilmente. Noi andiamo avanti con questo testo e accetto le modifiche. Le modifiche erano state suggerite dalla consigliera Maria Teresa Cassol, che chiedeva, come tutta la minoranza, di togliere i riferimenti alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Di fronte alla rigidità di Fratelli d'Italia e della maggioranza compatta, assente il sindaco, gli interventi dei consiglieri Rasera Berna, Bettiol e Bavasso sono stati durissimi. Qua c'è un po' di arroganza eccessiva che non permette di fare questa operazione di semplice ridefinizione logica di una mozione. Tutti questi appelli alla condivisione, al volersi bene, al bene della città, all'essere uniti, evidentemente non sono assolutamente condivisi dalla sua maggioranza. Ritengo la vostra presa di posizione un atto di prepotenza e non solo, mi dispiace, ma anche un atto di ignoranza. Ed è proprio questa ignoranza che fa sì che vengano perpetrati i comportamenti di violenza contro le donne. Alla fine la mozione incassa un solo sì dai banchi dell'opposizione, oltre all'appoggio scontato della maggioranza. Belluno ricorderà l'agente Emanuela Loi, morta per mano della mafia, non di quella di un compagno violento.
Mostra internazionale del gelato artigianale di Longarone. Il giorno dopo è di Barbara Bettera di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona il Malaga che si aggiudica la Coppa d'Oro 2022, storico concorso della mostra giunta alla sua 52esima edizione. Bettera aveva vinto già nel 2019, secondo Sergio Del Favero di Arcade, provincia di Treviso, terzo Thomas Infanti di Padova. Premio creatività invece per la vaschetta di gelato Malaga più bella al partenopeo Francesco Balestra. Il premio Mastri Gelatieri è andato invece ai romani Giolitti, giunti alla 5ª generazione di gelatieri. Ieri sera in chiusura di fiera c'è stata anche la premiazione della seconda edizione del concorso Una pralina in gelateria, organizzata da Confartigianato, che ha premiato il riminese Robby Pezzuol per il miglior cioccolatino. Quasi 2.400 chilometri percorsi in bicicletta per raccogliere fondi a favore dei bambini della Romania. Una grande impresa, ve la raccontiamo. Per una volta i politici possono restare in seconda fila. Il comune, il sindaco di Belluno, l'assessore allo sport li hanno accolti in municipio, ma a parlare devono essere loro, raccontando quello che hanno fatto. Io ho unito la passione per la bicicletta, la passione per i viaggi a questo tipo di iniziative, delle raccolte fondi per associazioni benefiche. E quest'anno l'iniziativa, organizzata in appena una decina di giorni, è andata a favore del comitato Pollicino. Pollicino ha costruito una casa in Romania ed aiuta ragazzi con portatori di handicap, ragazzi e ragazze che non hanno la possibilità economica di studiare, di avere una vita normale. Per questi ragazzi i due amici hanno percorso in bicicletta quasi 2.400 km con un totale di dislivelli pari a oltre 23.000 metri. Siamo ripartiti a Longarone, siamo arrivati a Finisterre, dove, diciamolo? Che è in Spagna, dopo Santiago di Compostela. Perché avete scelto quello come arrivo? Perché bisogna arrivare fino alla fine del mondo di una volta. La chiamavano, quando la gente arrivava là non vedeva solo oceano, quindi per loro quella era la fine del mondo. Attraverso i social chi li ha seguiti ha devoluto al comitato Pollicino oltre 2.000 euro che saranno importanti per l'istruzione dei ragazzi ospitati nella struttura. Mi viene quasi da dire che un viaggio così lo fai per provare le emozioni dell'ultimo giorno, perché l'ultimo giorno è stato incredibile. Ma fra un anno, se la rotta li portassi in Romania, l'emozione potrebbe essere forse ancora più grande. Allora, 2023 Longarone, Romania? Luca ci sta pensando, ci sta martellando già da qualche tempo. Ci fermiamo qui, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Impulso perturbato sull'Italia, qualche effetto anche sul nostro territorio nella giornata di venerdì 2 dicembre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso sin dal mattino. Non si escludono anche delle fasi di modeste precipitazioni a carattere sparso. Limite delle nevicate un po' in abbassamento fino a circa 700 mm sulle prealpi e fino a fondovalle sulle Dolomiti. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, massime invece comprese tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto, soffierà bora moderata sulla costa. Possibili deboli piogge diffuse nelle ore centrali e deboli nevicate sulla zona montana sopra i 500-700 metri di quota. Temperature minime intorno a 4-6 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui molte nubi e le condizioni peggioreranno ulteriormente con possibili deboli piogge. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello,
Solo carne e salumi genuini.